Agé, je dis, les langues ne sont pas toutes égales face à la mort. E n'avemo a bro a oie, di chi in questa decisione giuridica di sicuro s'accelereia il processo di morte di una lingua. L'ha detto il Presidente, e è così che si basa quando una lingua non è mica portata dalle autorità politiche e giuridiche. La nostra lingua noi si canta, si parla, si scrive, si suona, si magagna in quella nostra lingua, in cui tutta vinezza che li portano le nostre parole. Dunque, e si può parlare a tempo di progetto, di politica, siamo in capacità in quella nostra lingua di parlare di tutto. E qui, di sicuro, anche in scambio politico, in suo luogo, che è quello di tutti i corsi, non ci può mica impedire la nostra lingua. Anche se i testi giuridici domani, se non andiamo a avvine e che li sono contrari, che li ci impediscono, noi parleremo sempre la nostra lingua di un fatto e sarà così. Ma in tutti i casi abbiamo parlato di ligiani, anzi, e hanno ragione, hanno una logica, sì, ligiani, perché chi a legge tu bon, scritta l'8 d'agosto 1994, dice che in scuola c'è una sola lingua ufficiale. Magari si parla corso, si impara il corso in scuola e dunque ci sono, allora dando, ci vorrebbe che sa stessa giurisdizione che l'abbiesse, li stessa giudicamento, che l'abbiesse lo stesso giudicamento. E se la va a di sicuro c'è la guerra in Corsica, tutti i ligiani, tutto il mondo a Corsica sarebbe bloccato da un giorno all'indomani. Perché chi per noi qui in su luogo di decisione politica, perché chi tanto c'è una decisione che è piada in un senso che è portato, che è letto oggi, e perché chi va a scuola non è mica via, perché chi c'è in l'oggi, e perché chi qui non c'è in mica l'oggi, perché chi ha la legge è la stessa. Allora, io penso che non si può mica avere due maniere di pensare la lingua, e che per questo torna una volta. Allora, c'è l'autonomia mettita a tutte le arse. Torna una volta qui, prima si vede che ciò che è normale in tutti i paesi d'Europa, a riconoscenza di tutte le lingue in Europa, qui in Francia, siamo incapaci di biare incontro. C'è qualcosa che non va mica, c'è qualcosa che abbiamo visto, ci sono parecchi domini in cui abbiamo fragilità, insicurezza giuridica. Abbiamo visto, ne abbiamo parlato tutta una settimana in dei senatori all'Assemblea nazionale hanno i dispositivi di nascita, derogatori di nascita. Però tutto il mondo è l'oggi, sappiamo tutti, c'è una fragilità, ma abbiamo continuato a avanzare. Si può fare un'altra lingua in noi, sapendo che ci avviciniamo, non siamo mica in Landa, non siamo mica noi, siamo a strada, l'autostrada dell'evoluzione politica. Allora, facciamo che questa lingua si possa parlare anche qui. Allora, forse che domani, speriamo, se l'autorità giuridica francese non ci accordano mica un nostro diritto, perché chi è un diritto, forse che quelle dell'Europa ci capiranno di più. Vi ringrazio.